L'Italia davanti al Kenya nel 13° cross di Villa Imperiale. Merito del bellunese Isacco Costa in forza alla Re Castello Radici Group che, dopo 2 terzi posti sui 10 km del veloce percorso padovano, ha preceduto in volata il keniano Enos Cacopil. Il 25enne ingegnere Zoldano, campione italiano di corsa in montagna, ha atteso il rettilineo finale per cambiare passo e lasciarsi alle spalle l'atleta africano, arrivato a Galliera Veneta con l'obiettivo di bissare la vittoria del 2024. Costa ha chiuso i 10 km in 32,13, un secondo meglio di Cacopil. Terzo in 32,19 Massimo Guerra, vincitore 2 settimane fa nel cross regionale di Vittorio Veneto. Sono molto contento di come è andata la gara, sono molto affezionato a questa gara, di solito apro sempre la stagione qui, negli ultimi 2 anni sono arrivato terzo e quest'anno ho detto bisogna provare a puntare a qualcosa di più. Alla fine pensavo mi bruciasse sulla volata finale e lì mi è venuto in mente mio papà che oggi è venuto giù a vedervi, non me l'aspettavo, mentre ero in gara ho sentito il suo tifo, l'ho visto e ho detto dai che gli regaliamo una bella soddisfazione e dopo l'ultima curva ho tirato tutto quello che avevo e sono riuscito ad andargli via e sono contentissimo. Alinda Palumbo della Quercia da Oconad va la gara assoluta femminile. La trentina, vice campionessa italiana dei 3000 siepi, ha chiuso gli 8 km in 29,30, staccando di 21 secondi la bellunese Lucia Arnoldo, oro under 20 a squadre agli europei di Antalya. Terza, la trevigiana Michela Moretton. Ho fatto il primo giro insieme a Lucia e poi ho visto che lei rallentava un pochettino, io ho tenuto lo stesso ritmo perché mi sembrava un ritmo dove ci stavo bene, mi sentivo a mio agio e poi alla fine ho cercato di finire un pochettino più forte e sono contenta di come è andata. Il percorso mi è piaciuto molto perché è molto vario, con sia delle parti scorrevoli dove si poteva correre bene e sia alcune parti dove c'era un po' più di tecnica, quindi con salitelle e discesine. Quasi 1600 gli iscritti all'ormai tradizionale appuntamento sui prati della cinquecentesca Villa Cappello, dove si correva anche per i campionati regionali di società. Marco Stupiggia di Atletica Vicentina e Maddalena Vedova della Coin Venezia si sono imposti nella gara juniores. Grande soddisfazione, una rivincita un po' perché campestre scorso a Vittorio Veneto mi ero ritirato dopo una gara insomma un po' in calare, per cui era un po' un modo per prendersi una rivincita e direi che ce l'abbiamo fatta. Dall'ultimo giro ho messo giù un altro passo, mi sono rimasto attaccato solo Yogesh e poi gli ultimi 500 metri sono riuscito a allungare e per fortuna sono riuscito a staccarlo. Non me l'aspettavo assolutamente, anche perché ho avuto tanti problemi, l'anoressia mi ha portato via tante cose, ma adesso voglio riprendermi indietro la mia vita, l'atletica per me è stata una salvezza, ma ecco, spero sia solo l'inizio. Ecco. Sono affezionatissima alla mia allenatrice Giovanna Volpato e non potrei chiedere uno sport più appassionante di questo. Tra gli allievi, gradino più alto del podio per Tommaso Gerardini del gruppo sportivo Quantin Alpenplus e per Beatrice Vedovato dell'Atletica Mogliano che al traguardo ha preceduto di 9 secondi la sorella gemella Margherita. Ci alleniamo insieme, facciamo atletica da 5 anni, abbiamo fatto 6 anni di nuoto agonistico, però ci è sempre piaciuto correre e è da 5 anni che coltiviamo questa passione. Galliera è sempre è il mio cross preferito, devo dire, ed è sempre bellissimo gareggiare qui. Il percorso è molto bello, oggi un po' fangoso perché ha piovuto, però sì, sempre bellissimo. Questo percorso è molto impegnativo, tecnico. Il terreno fa sì che bisogna studiarlo molto bene. Alla scorsa gara, quella di Vittorio, sono arrivato secondo dietro Andrea Paul, che è quello che mi è arrivato appena dietro. E diciamo che dall'anno scorso avevo buoni propositi. Dopo Vittorio non credevo che andasse così bene oggi. Nella categoria cadetti, primo posto per Samuele Faneo, altro atleta del gruppo sportivo Quantin Alpenplus, e Giorgia Meneghetti della Silca Ultralight Vittorio Veneto. L'anno scorso verso il pezzo finale ero andata un po' in crisi, ma alla fine ero riuscita a riprendermi, mentre quest'anno sono riuscita a stare bene per tutta la gara e portare al termine molto bene. Il percorso comunque è un percorso molto bello, all'interno della villa è sempre magnifico come posto. Pezzo finale molto impegnativo perché c'era un bello strato di fango, ma comunque così è più divertente. È la mia prima vittoria questa stagione e mi sono sentito bene, è stata una bella gara
ho partecipato anche l'anno scorso e forse credo che sia la più bella gara del circuito regionale quest'anno. Passando alla moltitudine di ragazzi e ragazze che hanno invaso il terreno di gara di Galliera Veneta, spuntano i nomi di Samuele Bogno del gruppo sportivo Astra e di Sofia Di Tos dell'Atletica Jesolo Turismo, figlia dell'ex maratoneta azzurra Francesca Zanusso, argento europeo di squadra a Budapest 98. A parte che mi faceva un po' male il tallone e è dall'inizio delle gare che mi fa male, però comunque secondo me è andata bene. E mi piace perché mi posso esprimere al meglio e è uno sport proprio che mi piace. Ho scelto atletica perché la faceva mio fratello e allora l'ho fatta anch'io. Volevo arrivare sul podio. Per quanto riguarda le società, al CSI Atletica Provincia di Vicenza, davanti alle Fiamme Oro di Padova e l'Atletica Jesolo Turismo, va la 10ª edizione del Memorial Efrem De Poli, dedicato al settore giovanile. Vogliamo che l'atletica diventi il simbolo della regione, perché vedere come oggi tanti atleti confrontarsi in questa campestre è una cosa meravigliosa. Veramente un grande successo, insperato. Questa settimana, come si erano messe le cose, con il tempo brutto ho detto ma qui salta tutto, perdiamo metà partecipanti, invece siamo addirittura aumentati rispetto all'anno scorso, per cui molto bene, benissimo. Sotto gli occhi dei 1600 atleti in gara, con amici e famiglie al seguito, fra cui moltissimi master accorsi in maniera massiccia, è stata l'ulteriore ascesa sotto il profilo organizzativo del cross di Villa Imperiale. Una macchina perfetta che ha permesso di confluire e defluire migliaia di persone e di godere di uno spettacolo sportivo di prim'ordine a livello nazionale. Hanno un'organizzazione incredibile, non solo una cinquantina di volontari, ma persone eccezionali che lavorano tutto l'anno per trovare sponsor. Infatti tutti vogliono venire a correre a Galliera Veneta perché tu vai a casa con 3-4 zaini, con un sacco di prodotti, e perché gli sponsor hanno capito che conviene investire nel cross qui a Villa Imperiale, perché vengono tantissimi atleti, è organizzata in maniera speciale. Il discorso del parco gara ormai lo sanno tutti, sono pochi che non lo sanno. Noi quello che riusciamo a trovare lo diamo tutto. Diamo, se avanziamo roba è un peccato, per cui riempiamo le borse, per cui quello che prendono alla fine.